Taglio del nastro a Mestre per la nuova sede del Centro per l'Impiego gestito da Veneto Lavoro. Si sviluppa su una superficie di circa 1700 metri quadrati e avrà circa 80 postazioni per operatori più sale riunioni e servizi. I dati sull'occupazione, ha detto l'assessore regionale al lavoro Luca Spavanetto, hanno cambiato la funzione di questi uffici, una volta centri di emergenza per chi era rimasto disoccupato. Sono quel punto d'incontro tra le imprese e i lavoratori, però con qualcosa diciamo di migliorativo che riguarda non solo lo studio dei curriculum di chi si offre al lavoro, ma anche di chi invece cerca lavoratori proprio per le esigenze particolari, e quindi facendo diciamo, un'azione più mirata di un incontro tra imprese e lavoratori alla ricerca di un posto di lavoro. Con competenza anche nei comuni di Marcone e Quarto d'Altino, il Centro per l'Impiego di Venezia è uno dei primi per numero di utenti da gestire. Sono circa 11.000 le persone che ogni anno si rivolgono agli uffici di Mestre con una media giornaliera di oltre 50 accessi. Lo scorso anno noi abbiamo concluso in termini di saldi positivi per 20.000 posizioni, quindi il mercato è ancora cresciuto, anche se rallentato, con dati positivi. La dimensione della provincia di Venezia è analoga, con una forte presenza del turismo e dei servizi, in particolare è cresciuta molto tutta l'area legata alla cinematografia. Prima dei lavori, dal costo di 2.400.000 euro, finanziati per 2 milioni da Veneto Lavoro con risorse PNRR messe a disposizione dalla Regione, l'edificio ospitava l'ufficio tecnico della città metropolitana di Venezia, che si è occupata del restauro e della messa a norma dell'immobile. Abbiamo unito l'utile al dilettevole, abbiamo trasferito Veneto Lavoro dalla sede della provincia che abbiamo in via Ancona, qui vicino alla stazione, che quando cominceranno i lavori sarà sempre tardi, ma insomma comunque la faranno, e abbiamo ristrutturato via Camarcello, ci riappropriamo della città facendo appunto lavori e investimenti.